Si è conclusa ieri alle ore 13 la terza edizione del Tour dei Tre Colli, tra gli applausi di un folto pubblico non solo agrigentino. La manifestazione, ben organizzata dall'Associazione Culturale Antiche Tradizioni Popolari, presieduta dal dottor Carmelo Cantone, è stata resa possibile grazie anche alla preziosa collaborazione dell'ASP e di Girgenti Acque, per la sua peculiarità di non essere una manifestazione sportiva vera e propria, ma una passeggiata culturale tra le bellezze storiche e paesaggistiche della città di Agrigento. Quest'anno ha visto la partecipazione di circa 250 persone, numero che rappresenta un vero e proprio record considerando il percorso non facilissimo, una giornata all'insegna dello sport, del divertimento, ma anche della cultura. In ognuna delle 4 tappe la dottoressa Rosi Di Matteo ha illustrato ai partecipanti le particolari storie di quei posti. Sul Colle della Rupa Atenea il dottore Sciara, responsabile della protezione civile di Agrigento, ha puntualmente descritto gli ipogei che giungono fino alla valle. Siamo entusiasti del successo di oggi, hanno dichiarato gli organizzatori Carmelo Cantone e Francesco Novara, sia per il numero di partecipanti, che è andato ben al di sopra delle nostre aspettative, che per il gradimento che ha riscosso ogni fase dell'iniziativa. Crediamo fermamente in questa formula, sport, cultura e spettacolo, e intendiamo riproporla in altre analoghe occasioni. Il prossimo appuntamento domenica 7 aprile per un'altra indimenticabile giornata.